Sono passati più di 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, nonostante tutto questo tempo si continua a litigare sulla figura di Cadorna con baruffe che rischiano di finire addirittura in tribunale. Ci sono fortissime polemiche per i turisti che bivaccano, fanno grigliate, prendono il sole a due passi dai cimiteri di guerra dell'altopiano e a poche settimane dall'arrivo della staffetta che ricorderà il centenario del Milite Ignoto ci sono situazioni come quella del Tempio Ossario di Bassano che vanno monitorate attentamente. Venite a vedere. Questo è quello che si trovano davanti i turisti, le persone, chi vuole venire a vedere o a rendere omaggio a chi riposa all'interno di questo tempio. Il Tempio Ossario è momentaneamente chiuso per adeguamento impianti. Non una parola di più, non una spiegazione di più. Non si sa niente su quello che gravita attorno a questo monumento. Ma ce ne occupiamo noi, siamo andati a sentire chi può spiegarci qualcosa. Il commissario per l'onoranza ai caduti, cioè il generale che si occupa di tutti i sacrari militari e del nostro Tempio Ossario. E ho chiesto ragioni del perché fosse ancora chiuso, così come c'è un rallentamento evidente sul resto dei sacrari. E la risposta non c'è stata. Non c'è stata e così il 12 di agosto ho scritto anche al sottosegretario alla difesa che non sapeva nulla del quadro del nostro Tempio Ossario, cioè in che condizioni versasse, e il 12 di agosto io spero che sia stato un problema di vacanze perché non ho ancora avuto una risposta. Comincia quindi da qui, da questi portoni chiusi, da questo silenzio e da queste domande che cadono nel vuoto, la nuova inchiesta di Rete Veneta. Ci eravamo già impegnati per la riapertura del Tempio Ossario, ci impegneremo anche oggi bussando alla porta di chi può dare risposte, chiedendo informazioni, mostrando quel che accade a uno dei monumenti più importanti della memoria della Grande Guerra, per non dimenticare mai